Esaurita la fase della prima emergenza, l'attenzione resti alta su sfollati e viabilità. Visita a Genova del capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. Genova non è rimasta da sola, occorre continuare su questa strada per ritrovare la fiducia. Il cardinale Bagnasco ha ringraziato così i protagonisti dei soccorsi dopo il crollo del ponte Morandi. Prosegue il pellegrinaggio dei Cresimati a Roma. I giovani hanno rinnovato la professione di fede nella messa celebrata dal vescovo Tanasini, coinvolgente incontro nel pomeriggio nella Cappella Paolina. La 34esima Expo della Fontana Buona punta su artigianato ed enogastronomia. L'evento, nelle intenzioni del GAL, è un trampolino di lancio per il rinnovamento e lo sviluppo del territorio. Torna il progetto di servizio civile Giovani Insieme, rivolto a tutti i ragazzi dai 18 ai 28 anni per un anno di lavoro e formazione nella Croce Rossa Italiana. Le iscrizioni sono aperte fino al 28 settembre. Buonasera ai telespettatori di TG oggi. In apertura torniamo a parlare del crollo del ponte Morandi di Genova. Questa mattina c'è stata la visita del capoluogo ligure del capo della Protezione Civile Nazionale Angelo Borrelli. Prima la riunione con Toti e Bucci, poi il sopralluogo nella zona del ponte e infine il punto in prefettura. Qui è stato deciso di chiudere l'attività del centro coordinamenti soccorsi, che ha operato ininterrottamente dal momento del crollo per fornire una prima risposta all'emergenza. Risposta che comunque continua. Sentiamo. Abbiamo preso atto che sostanzialmente la fase della prima emergenza è conclusa già da qualche giorno. Adesso noi lavoreremo insieme con la Regione, con il Comune, per perfezionare anche eventualmente l'ordinanza che è stata adottata con nuove misure che serviranno per alleviare i disagi dei cittadini. L'assistenza ai cittadini e il ripristino della viabilità sono le priorità sottolineate dal capo della Protezione Civile Angelo Borrelli durante il sopralluogo di stamani a Genova. Non c'è un problema di fondi, ha detto, ma di interventi che devono essere disciplinati. Dopo una prima riunione con il presidente Toti e il sindaco di Genova Bucci, Borrelli si è recato nella zona del Ponte Morandi per verificare la situazione e i lavori di rimozione delle macerie. La prima preoccupazione dunque è quella legata alla viabilità del quartiere. Abbiamo autorizzato e il Consiglio dei Ministri si è riunito una seconda volta, ha stanziato risorse cospicue per realizzare interventi di viabilità alternativa, per anche potenziare la rete del trasportistica ferroviaria, quindi su questo si sta lavorando. So che i lavori vanno bene, quindi mi auguro che quanto prima si possa realizzare questa viabilità alternativa. In secondo luogo, le condizioni critiche degli sfollati dell'area del crollo. Per il rientro nelle case, per il recupero dei loro beni, si attende la certezza della stabilità del viadotto, mentre va avanti il dibattito istituzionale su come e quando demolire il tratto di ponte rimasto in piedi. Questa è una valutazione che stanno facendo i tecnici, ovviamente, lo sta facendo il Comune e la Regione, credo che ci sia anche la commissione del MIT che sta operando. Quindi si farà un approfondimento a livello tecnico, quindi ci si muoverà sulla base delle valutazioni tecniche. Intanto è stato nominato questa mattina il pool di esperti che affiancherà la struttura commissariale presieduta dal Presidente della Regione Liguria e incaricata di realizzare i primi interventi urgenti. La commissione di esperti non avrà alcun potere ispettivo, ma di supporto alle decisioni del Sindaco di Genova e del Commissario delegato per l'emergenza. E dunque questa mattina la riunione in prefettura del centro coordinamento dei soccorsi. Nel corso della riunione i vigili del fuoco hanno comunicato che, esaurite le attività di soccorso e di ricerca, si sta continuando a operare nella zona del crollo al fine di rimuovere le macerie. L'amministrazione comunale, in relazione alla situazione degli sfollati, ha reso noto che ad oggi su 207 persone hanno trovato sistemazione in strutture alberghiere, 72 in case di proprietà del comune, mentre 311 hanno optato per una autonoma sistemazione. Il 118 ha infine confermato che attualmente sono 6 le persone ferite ancora ricoverate, di cui 4 all'ospedale San Martino di Genova, una a Villa Scassi e uno nella struttura ospedaliera del Galliera. E a portare il suo saluto, ma soprattutto il ringraziamento di tutta la popolazione di Genova ai responsabili della Protezione Civile che hanno operato durante questi giorni, il cardinale Angelo Bagnasco. L'arcivescovo di Genova ha fatto sedere al tavolo del coordinamento, accolto dal prefetto. Genova non è stata lasciata sola e questo si è avvertito concretamente, ha detto. Sentiamo. È un atto di fiducia, di stima, di gratitudine a nome mio personale e a nome di tutta la Chiesa genovese.
Ecco, una Chiesa genovese che resta impegnata comunque in prima linea per dare aiuto, sostegno alle famiglie coinvolte. Sì, un gruppo di miei sacerdoti, come è noto, sono stati lì giorno e notte praticamente accanto alle famiglie, alle vittime e ai loro familiari, e adesso siamo a disposizione, da subito ci siamo dati disponibili per poter accogliere le persone, le famiglie in luoghi che noi abbiamo a disposizione, tenendo conto che giustamente le famiglie cercano una casa, ecco, non un alloggio, diciamo, comunitario, seppure provvisorio. Quindi nel limite del nostro possibile siamo totalmente a disposizione e abbiamo fatto una richiesta ai nostri sacerdoti. Ecco, la comunità di Certosa, dai sacerdoti che vi vivono tutti i giorni, che notizie ha, che sentimenti ha? Di vicinanza, sono come i pastori e come devono essere i pastori, vicino alla propria gente, con discrezione, con umiltà, ma con continua generosità, per una buona parola, per un gesto. In questo momento, oltre al gesto, so che c'è molto bisogno, e lo dirò poi alla Madonna della Guardia, ormai stasera e domani nelle omelie, e parlerò appunto di questo, ovviamente. E c'è bisogno che la gente non perda la fiducia, che la città non perda fiducia. I ponti, uno va ricostruito, ma anche tanti altri si stanno costruendo in questi giorni. Sì, ponti basati con un materiale che è preziosissimo e che quando c'è davvero è indistruttibile, cioè la fiducia nelle relazioni, nei ruoli, nelle responsabilità. Questo materiale, questo cemento indistruttibile deve essere assolutamente mantenuto e continuamente rinnovato. E l'architetto Renzo Piano ha donato alla città di Genova un'idea di ponte che si è concretizzata in un plastico fatto trasportare oggi in Regione Liguria. Da quando è crollato il viadotto Morandi ero a Ginevra, ha detto Piano, e da allora non penso ad altro. Quello del ponte è un tema che tocca tutti e tutte le corde, da quella tecnologica a quella poetica, ha detto l'Archistar, parlando al termine dell'incontro con il governatore Toti, che ha visto in Regione per comunicargli il dono della propria disponibilità dopo il crollo del viadotto. E questa mattina hanno fatto il punto anche il pool di magistrati che sta indagando sui responsabili della tragedia. Nelle carte acquisite si trovano elementi che possono risalire anche a oltre 20 anni fa, agli anni 80, e che possono fare evidenziare problemi al ponte anche di lunga data. Lo ha detto il procuratore capo di Genova, Francesco Cozzi, nel corso di una conferenza stampa. Si possono evidenziare i problemi già prima degli anni 90, quando sono stati ristrutturati i primi stralli. Il procuratore ha ribadito che al momento non è pervenuta alla procura alcuna richiesta di sequestro dell'area, ma che siamo pronti e collaborativi in caso pervenissero richieste in questo senso. Sentiamo le sue parole. Se viene rappresentata un'esigenza di demolizione fondata su pericolo per la incolumità pubblica, ovvero su esigenze primarie collaterali con questa e magari collegate con questa, cioè di attività economiche, civili e sociali di primaria importanza che non possono essere svolte in condizioni di sicurezza, per cui richiedono la demolizione del ponte, noi è chiaro che daremo parere favorevole unicamente con due condizioni. La prima, che venga effettuata consentendo la salvaguardia delle esigenze di acquisizione e conservazione della prova nella misura possibile consentita, e quindi questo significa che tra diverse tecniche magari di abbattimento forse dovrebbe essere privilegiata quella che consente comunque la conservazione, ad esempio, di una parte campione o significativa della struttura non crollata. Già ora c'è una massa di elementi repertati, catalogati, che forniscono di per sé indicazioni molto interessanti.
Il Comune di Genova ribadisce che nessuno è stato autorizzato a chiedere soldi o offerte di alcun genere attraverso contatti telefonici, sms, social o con visite domiciliari. Sono state ricevute segnalazioni infatti di raccolte, di offerte, sottoscrizioni e beni di prima necessità a favore della popolazione sfollata a causa del crollo del ponte Morandi, che in realtà possono essere anche truffe. Si invita quindi la popolazione a fare molta attenzione ai truffatori e, nel caso si verificasse effettivamente una richiesta di denaro, di avvertire immediatamente le forze dell'ordine. Voltiamo pagina adesso, torniamo a parlare del pellegrinaggio dei cresimati della diocesi di Chiavari a Roma. Oggi i ragazzi sono entrati nel cuore del cammino di questi giorni con la messa celebrata da Monsignor Alberto Tanasini e il rinnovo della professione di fede. Ma non c'è stato soltanto questo, è stata infatti una giornata molto intensa. Ce ne parla, collegato in diretta da Roma, Don Luca Sardella, a cui va la linea. A te Luca. Grazie Andrea, buonasera a tutti. Prendiamo la linea in diretta da Roma al termine di questa seconda giornata di pellegrinaggio per i 230 cresimati della nostra diocesi. Giornata intensa, come dicevi da studio, iniziata molto presto con l'incontro con il cardinale Angelo Comastri, arciprete della Basilica Vaticana, nella Basilica di San Pietro. È seguita poi la celebrazione della messa, presieduta dal nostro vescovo Alberto Tanasini e concelebrata dai 10 sacerdoti che accompagnano i ragazzi in questo pellegrinaggio. Subito dopo c'è stato proprio il rinnovo della professione di fede in prossimità della tomba dell'Apostolo Pietro. Come vedete siamo a bordo piscina qui al camping, anche per raccogliere dalla diretta voce dei protagonisti le impressioni di questa giornata. Siamo con Alessandro, arriva dalla parrocchia di San Bartolomeo della Ginestra di Sestri Levante. Alessandro, abbiamo rinnovato la nostra fede, che momento è stato per te? È stato molto bello perché ho passato tempo con i miei amici divertendomi e guardando Roma, che era da un po' che non la guardavo. Per la prima volta a Roma invece è Federica, che arriva anche lei da Sestri Levante. Che impressione ti ha fatto questa città? Beh, è bellissima e è diversissima da Sestri Levante e da qualunque altra città io abbia visto. Mi ha lasciato veramente stupita e mi continua comunque a colpire anche dopo 2 giorni che la vedo. Prima volta per te anche nella Basilica di San Pietro? Sì, prima volta e spero non ultima. E proprio nella Basilica di San Pietro, in prossimità proprio di questa chiesa, c'è la Cappella Paolina, un luogo che generalmente non viene aperto al pubblico, ma che è stato aperto apposta per l'occasione, per i nostri cresimati, da Monsignor Guido Marini, il maestro delle celebrazioni pontificie, che ha incontrato il gruppo proprio all'interno di questa chiesa, dove generalmente ha luogo l'inizio delle conclave, la preghiera dei cardinali prima di uscire processionalmente per entrare in Cappella Sistina. E allora ascoltiamo direttamente dalla voce di Monsignor Guido Marini le sue impressioni su questo luogo. Chi entra in questo luogo, potremmo dire, è abbracciato da 2 sguardi, quello di Paolo e quello di Pietro. Quello di Paolo è lo sguardo di chi ha appena incontrato Gesù e da questo incontro ha potuto iniziare un cammino di straordinaria conversione, perché è il Saulo che diventa il Paolo annunciatore del Vangelo. E l'altro sguardo è quello di Pietro al momento della crocifissione e del martirio, e uno sguardo che dice il suo amore grande per Gesù, che gli fa affrontare anche la morte. Sono 2 sguardi su cui Michelangelo ha lavorato verso la fine della vita e che ha voluto collocare in questa cappella in modo tale che potessero accompagnare il Papa, ma anche un visitatore, e aiutano a entrare dentro il cuore della propria fede, in quanto sono da una parte un richiamo alla conversione e dall'altra un richiamo a crescere nell'amore al Signore e a testimoniarlo fino al dono della vita. Occhio! Ritorniamo in diretta da Roma. Il pomeriggio è stato segnato dalla visita alla città. Per molti, come dicevamo, è la prima volta. Non è la prima volta per Gabriele, che arriva da Chiavari. Ma che cosa hai scoperto di nuovo, Gabriele, in questa giornata? Allora, siamo andati a fare un giro a Piazza Navona, e innanzitutto in verità per tutta Roma. Poi dopo siamo andati anche alla Fontana di Trevi, dove non è mancata una foto che abbiamo fatto in gruppo lanciando la monetina. E infine siamo andati dal Colosseo, dove anche lì abbiamo fatto delle foto, ci siamo divertiti. E infine, per rilassarci un po', siamo venuti qua in piscina per rilassarci con gli amici
e ora la cena. Esatto, tra poco la cena. Gabriele tra l'altro fa anche nuoto, quindi è stato un modo per non perdere l'allenamento anche durante il pellegrinaggio a Roma. Sì, esatto. Allora, su questo aspetto e sull'entusiasmo dei ragazzi ascoltiamo un passaggio di commento del nostro vescovo Alberto Talasini. Eccellenza, c'è anche un grandissimo senso di entusiasmo e di gioia tra i partecipanti. Sì, volevo rassicurare i genitori, i parenti che stanno tutti bene, i ragazzi, li ho visti da questa mattina quando sono usciti per la colazione ad ora, sempre pimpanti, quindi do questa assicurazione. È stata certamente una mattinata che ha segnato uno dei momenti forti del nostro pellegrinaggio. Gli eventi si sono avvicendati l'uno all'altro rapidamente, certo i ragazzi li vivono con la loro vivacità e io un po' meno. Mi è sembrato però che con il loro entusiasmo entusiasmano anche noi. Dicevamo che 10 sono i sacerdoti che accompagnano i ragazzi, diversi sono invece i catechisti e gli educatori che arrivano da ogni parte del territorio della nostra diocesi. Ne abbiamo qui uno di loro, si chiama Daniele, arriva da Rapallo, dalla parrocchia di Sant'Anna. Per l'ennesima volta Daniele accompagna il gruppo dei ragazzi di terza media che hanno celebrato il sacramento della Cresima al pellegrinaggio a Roma. Perché decidi ogni anno di ritornare in questa esperienza? Ma è sempre bello accompagnare i ragazzi in esperienze positive e significative per loro, ma anche per noi, perché insieme a loro possiamo riscoprire un po' la nostra fede e anche condividere le esperienze che ci aiutano e ci sostengono anche un po' nella nostra vita di tutti i giorni. È sempre bello camminare accanto ai ragazzi, grazie anche a delle parole che ispirino passi nuovi per la propria vita. Sono le ispirazioni, le consegne che ieri sera ha dato Don Toni Drazza, assistente nazionale del settore giovani dell'Azione Cattolica. Ne ascoltiamo un passaggio. Che cosa può voler dire per un ragazzo che ha ricevuto il sacramento della Cresima custodire questo dono nella vita di tutti i giorni? Già saper custodire un dono è una capacità che lo Spirito Santo ti dona, no? Questa accoglienza, questa delicatezza nel custodire un dono bello che ti è stato fatto. Noi dovremmo riscoprire un po' la bellezza di custodire i doni, perché mi sembra che stiamo un po' andando verso il disfacimento un po' delle cose belle, no? Facendo alcune azioni che secondo me sono davvero azioni molto umane che bisogna riscoprire e un po' rimettere nel cuore. Una delle tante potrebbe essere questa capacità di riprendere le persone, che non significa rimproverare, significa riprenderle da terra, rimetterle in piedi, riprendere quella cosa buona di cui tutti siamo formati, cercando di rimetterlo dentro la loro vita per poterle far restare in piedi fondamentalmente. E poi c'era una cosa che io ho letto in questi giorni, qualcuno ha ricordato che è necessario riuscire a raccontare il bene. Sarebbe interessante che ognuno di noi diventasse un pettegolo del bene, riuscire a inserire il bene nelle ferite, negli anfratti della vita per trasformare la realtà. Ai ragazzi della diocesi di Chiavari anche l'augurio a vivere in maniera appassionata la propria storia. È un modo, come dire, per raccogliere queste sfide che il dono dello Spirito consegna alla nostra vita e tradurle in pratica quotidiana. Tutti noi potremmo, soprattutto i ragazzi, potranno stare in piedi, o meglio potranno stare in alto soltanto se riusciranno un po' ad appassionarsi delle cose che vivono, perché lo Spirito Santo riguarda anche la genialità della loro vita, no? Noi grandi, noi preti, noi educatori dovremmo avere questo grande coraggio, no? Di far trovare loro la genialità che li contraddistingue, di non renderli tutti uguali, perché fondamentalmente l'amore fa differenze, non rende nessuno uguale, e quindi è necessario riuscire ad appassionarsi alle cose per poter vivere. Di anno in anno c'è un crescendo di partecipazione a questa esperienza. Un commento con Don Alberto Gastaldi, responsabile della pastorale giovanile della nostra diocesi. Un cammino che si fa insieme, catechisti, animatori, sacerdoti, anche col nostro vescovo. Certo, la bellezza è proprio quella del ritrovarsi insieme tra diverse realtà della nostra diocesi, conoscersi, condividere questa esperienza e respirare per quel proprio messaggio di essere una diocesi insieme al Vescovo e dire siamo qui per rinnovare la nostra fede di fronte al Papa come diocesi.
Domani 4 dei ragazzi incontreranno Papa Francesco sul sagrato della Basilica Vaticana al termine dell'udienza, alla quale prenderanno parte ovviamente tutti i partecipanti del nostro gruppo. Seguiremo in diretta proprio l'udienza di Papa Francesco con il collegamento a partire dalle 9:30, poi ritorneremo nel telegiornale di domani a raccontarvi le emozioni dei partecipanti al pellegrinaggio dei Cresimati a Roma. È tutto, la linea può tornare allo studio. Pellegrinaggio, avremo modo anche domani nei nostri telegiornali di raccontare gli altri momenti vissuti dai giovani. Alcuni appuntamenti di carattere religioso, festa di Nostra Signora della Guardia al santuario di Velva. Questa sera la processione au flambeau delle parrocchie di Castiglione Chiavarese. In contemporanea i fedeli di Torza e San Pietro Vara saliranno in pellegrinaggio al santuario partendo dalla località Galletto. Notizia che troviamo sul nostro sito teleradiopace.com. Dopodiché tutti assieme parteciperanno alla messa. Seguirà il concerto della cantante inglese Michelle Lawson. Domani, mercoledì 29, giorno della festa, alle 11 la messa pontificale di Monsignor Ernesto Luigi Palletti, vescovo di La Spezia, e alle 17 il vespro e la processione presieduti da Monsignor Alberto Maria Careggio, vescovo emerito di Ventimiglia. È festa di Nostra Signora della Guardia anche a Gattorna, è in corso al santuario la novena di preparazione. Domani alle 6:30 la messa e le lodi mattutine, alle 10 la celebrazione solenne con l'unzione dei malati, presieduta da Don Mario Cagna, responsabile diocesano per la pastorale della salute. E restiamo in Fontana Buona con lo slogan "Fatto a mano con gusto". Si propone la 34esima edizione di Expo Fontana Buona, che animerà gli spazi espositivi di Calvari a San Colombano Certenoli da giovedì a domenica. 4 giorni di apertura, 50 gli espositori fissi e una trentina a rotazione. L'edizione del 2018 si pone come trampolino di lancio per un rinnovamento che porti ad uno sviluppo complessivo del territorio. Questo almeno l'obiettivo del neo insediato Consiglio del GAL Appennino Genovese, ente organizzatore dell'evento. Sentiamo le interviste. Qual è il filo conduttore della 34esima Expo Fontana Buona? Il nostro filo conduttore per quest'anno è sicuramente l'artigianalità dei prodotti e dei manufatti che troverete ad Expo. In particolare lo slogan "Fatto a mano con gusto" richiama proprio l'artigianalità dei prodotti, e non solo alimentari naturalmente, ma troverete ad Expo una vasta gamma di prodotti legati soprattutto all'artigianalità, all'ardesia, alla falegnameria, ai mobili. Prodotti ma non solo, anche spazi per la riflessione, in particolare quali sono i temi che verranno affrontati nel corso delle giornate di apertura? Saranno legati proprio al nostro territorio, sia dal punto di vista della valorizzazione turistica, dall'altra parte si parlerà di temi anche di valorizzazione e di recupero del territorio. Insediata da poco più di un mese, subito una prima sfida, quella dell'Expo, ma è soltanto una premessa ad un lavoro che si vuol portare avanti. Sì, assolutamente sì, questa è solo la premessa, noi siamo entrati in corsa, come si suol dire, però ci abbiamo creduto. Noi vogliamo mantenere tutto ciò che di buono c'è nel GAL e nell'Expo, consolidare, rinnovare, questa è la parola d'ordine, perché senza rinnovamento purtroppo in qualunque settore non si va da nessuna parte. Noi non ci dobbiamo dimenticare che siamo GAL, prima di tutto, siamo gruppo di azione locale, siamo coloro che devono portare risorse sul territorio, ed ecco che poi una volta portate le risorse, queste risorse e queste realizzazioni di programmi potranno essere esposti. L'esposizione, la vetrina del GAL deve diventare l'Expo Tigullio Fontana Buona, e questo è il nostro obiettivo per l'Expo del 2019, il 35esimo, che speriamo di realizzare con una nostra impronta. E la CISL, area metropolitana di Genova, auspica che l'edizione 2018 dell'Expo dia un segnale per la ripresa economica di tutta la valle. Per questo motivo, in via del tutto eccezionale, quest'anno il sindacato ha deciso di contribuire anticipando 2.000 euro. Una decisione presa insieme a Confindustria e CNA. Scrivono Andrea Sanguinetti e Marco Gattorna. Le decine di realtà produttive e le centinaia di lavoratori hanno diritto di avere risposte concrete dalle istituzioni e dalla politica sui problemi che affliggono la Fontana Buona. In primis la richiesta di potenziamento delle infrastrutture e la messa in sicurezza del territorio. Cambiamo tema ora. Un anno nelle sedi della Croce Rossa Italiana del Tigullio per lavorare e sostenere tutti coloro che si trovano in difficoltà. È ciò che prevede il progetto di servizio civile Giovani Insieme, di cui sono aperte le iscrizioni. Vediamo i dettagli.
Aperte le iscrizioni per partecipare al progetto di servizio civile Giovani Insieme, promosso dalla Croce Rossa di Cogorno e rivolto a tutti i giovani dai 18 ai 28 anni. È possibile presentare domanda fino alle 18 del 28 settembre, esclusivamente al comitato in via della Croce Rossa 10 a San Salvatore di Cogorno. Il bando e i moduli per le iscrizioni sono consultabili sulla pagina web ufficiale del servizio civile. È un periodo in cui una cinquantina di ragazzi trascorrono un anno con noi. Le iscrizioni per questo progetto Giovani Insieme si fanno qui da noi a Cogorno per quanto concerne la Croce Rossa. Sono aperte nelle giornate di mercoledì, di lunedì e di venerdì. Possono partecipare i ragazzi ambo sessi, non solo cittadini italiani, ma anche cittadini stranieri in regola con il permesso di soggiorno. Che cosa prevede questo progetto? Quali sono le attività che verranno portate avanti? Le attività che si portano avanti sono quelle tipiche del trasporto infermi, della segreteria e delle altre competenze che ha un comitato di Croce Rossa. Non come forza trainante, ma come sostegno. Qual è infatti lo scopo di questo servizio civile? A cosa serve? Questo servizio civile intanto è un corso. Serve un po' ai ragazzi anche a conoscere, ad affrontare un po' la vita, a sapere che cos'è un orario, tra virgolette, di lavoro. Il servizio civile non è una forma di volontariato perché verrà retribuito. Sì, c'è un compenso minimo di 433,80 €. L'amministrazione comunale di Santa Margherita Ligure ha deciso di prolungare il servizio della Corrierina del Mare. La scelta è stata fatta in accordo con ATP, visto l'apprezzamento manifestato dagli utenti del servizio. Si terrà dunque anche il primo weekend di settembre, sabato 1 e domenica 2, invariati tratte e orari. Massimiliano Bisso si è dimesso dalla carica di presidente e legale rappresentante del consorzio Rio Marsiglia. Andiamo ancora sul nostro sito a leggere la notizia. L'annuncio ieri sera nel corso dell'assemblea straordinaria del sodalizio. Le dimissioni diventeranno effettive tra 20 giorni. Bisso ha ricordato l'indagine avviata dal procuratore Cotugno, che lo ha inserito nel registro degli indagati con l'accusa di peculato, con 2 sequestri preventivi nei suoi confronti per un totale di 18.577 €, pari alle somme di tutte le sanzioni e oblazioni elevate da ARPA nei confronti dell'ente. Sulla scelta Bisso ha messo sul tavolo 3 riflessioni: il grave pregiudizio economico a cui è stato costretto con sequestri preventivi, il rischio quotidiano per il patrimonio personale di chiunque gestisca il consorzio e infine, scrive Bisso in una nota, la preoccupazione di gestire l'impianto avendo sulle spalle l'azione congiunta dei PM con la propensione di ARPAL a svolgere sempre di più un'azione di mera polizia giudiziaria. Il villaggio del ragazzo ha ricordato Elio Garbarino ad un anno dalla sua scomparsa. Il ricordo è stato infatti ancora molto forte. Falegname è formatore, con il suo temperamento ha incoraggiato molti ad essere positivi nella vita e affrontare con speranza le vicende di tutti i giorni. Ieri sera al centro di San Salvatore di Cogorno è stata celebrata una messa di ricordo alla quale è seguito un momento di condivisione. In serata la compagnia dei Ruspanti ha portato in scena la commedia dialettale Voi savei chi la inventò u pesto, un modo per evocare il carattere brioso, frizzante e simpatico di Elio Garbarino. Il ricavato della serata, molto partecipata, è stato devoluto interamente a Tele Radio Pace. Abbiamo visto proprio alcune immagini della commedia che poi verrà riproposta dalla nostra emittente. Adesso vediamo nella nostra scheda gli appuntamenti in agenda per domani. Appuntamenti in agenda per mercoledì 29 agosto. Villa Durazzo by Night e il percorso delle gallerie. È la visita guidata di Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure, che si svolgerà dalle 18:30 alle 22:30. Gli amici del Bronzin organizzano una cena di beneficenza ai giardini della Torre del Borgo di Lavagna. L'inizio è alle 19. Il mare dei Liguri, un immenso parco archeologico sottomarino. È il titolo della conferenza a cura di Simon Luca Trigona. Si terrà alle 21 nella sala Carlo Bo di Palazzo Fasce a Sestri Levante.
Buonanotte con le favole, il laboratorio di lettura per bambini sarà in piazza San Bernardo a Santa Margherita Ligure alle ore 21. Alle 21:30 in piazza Caprera a Santa Margherita Ligure si esibirà il quintetto italiano di swing all'interno della rassegna Santi in Jazz. In occasione dell'evento musicale Chiavari in Jazz, alle 21:30 in piazza Fenicia Chiavari, Ada Montellanico Quintet e Giovanni Falzone suoneranno un omaggio a Abbey Lincoln. E infine cinema all'aperto per bambini in piazza della Posta ad Eva Marina, l'inizio alle ore 21:30. E lungo la sponda lavagnese del fiume Entella si è svolta domenica scorsa l'escursione notturna organizzata dalla LIPU. L'intero percorso è stato accompagnato da spiegazioni scientifiche sulle caratteristiche dell'oasi. È stata l'occasione per apprezzare i suoni della natura, scrivono gli organizzatori, in un momento insolito per osservare un habitat. Difficile isolarsi dal trambusto cittadino e dall'inquinamento luminoso. Per riuscire ad apprezzare i rumori della natura e il canto degli uccelli è stato necessario risalire di molto il fiume. La prossima escursione sarà diurna e si terrà ad ottobre in occasione dell'arrivo degli uccelli migratori diretti in Africa a svernare. E con questa notizia si conclude questa edizione di TG Oggi. L'informazione torna domani 12:45 con la prima edizione delle TG13. Tutte le notizie le trovate sul nostro sito teleradiopace.com. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.